Ciao amici telespettatori, siamo di nuovo nella rubrica del colpo di fulmine. Siamo qui con Elisabetta perché vogliamo tentare questa volta di cercare finalmente la sua anima gemella, il suo tipo ideale. Non ci siamo riusciti la volta passata perché purtroppo c'era tra il fattore magari che c'era poca scelta, vero Elisabetta? Sì, non ce n'era completamente. Mi pare che abbiamo visto un tipo anche interessante che ti interessava. Solo che era troppo piccolo. Era troppo piccolo e quindi... Piccolo, dai. Va bene amici, siamo di nuovo alla ricerca, venite con me e con Elisabetta. Ciao. Andiamo. Bene amici, siamo sempre a Mondello e siamo sempre alla ricerca Sì, speriamo bene. del ragazzo ideale. Speriamo bene questa settimana, Speriamo che lo troviamo. ma speriamo. Lo vedi? Guarda dov'è, guarda. Come ti sembra? Cioè, ma che ti? No, non mi piace. Troppo abbronzato, vero? Aspetta, veniamo qui nella spiaggia, vieni, vieni. Di qua, di qua. Intanto diamo un'occhiata. Diamo un'occhiata. Oddio, non è che di qua si vede assai. No. Non vedo niente. No. Va bene, andiamo avanti. Molto, lo so. Vabbè, tentiamo. Vabbè, che grande. E questo? Questo signore è un signore. Questo che ha le mani nei fianchi messe. No, ma che brutto! No. Ma questo secondo me è l'età di... Ah! No, hanno l'età di mio padre, dai, 48 anni, no! Dai, ma magari uno a 40 anni ma un bell'uomo, no? Questi, dai, sono brutti! Queste cose. Oh, non mi colpisce nessuno, è normale secondo te? Ma hai scelto qualcosa di anormale? No, Un poco c'è. ci stanno i bei ragazzi, però sono troppo piccoli, capito? Dio mio. Io guardano la telecamera e si spaventano, ma io mi devo prendere uno così, no? Dio mio, ma...
Un ristorante? Entriamo nel ristorante, può essere che c'è più scelta. Andiamo al ristorante. Dai. Oh, che è pure Lido qua. Ah, guarda che bella. Ma che carino. Dall'altra parte? Ma che carino qua però, vero? Ah, sì, più bello qua. Anche l'acqua sembra più pulita, no? Sì, è anche più bassa. Sì, Bello. un bel posto. Allora, notato qualcosa? No. Guarda, guarda, magari sembra che lo faccio, sai, apposta non c'è niente, no? Guarda, vedi? Visto che non c'è niente. Ah, tu vedi? Dai, Vedo. non sono io, non ce ne stanno. Ma tutti senza capelli, poi sono qua. Com'è? Tutti coi capelli corti, tipo pelati. Ma non hai detto che ti piacciono pelati a te? Ma che mi piacciono pelati, no! La volta scorsa mi è sembrato che mi hai detto che i peli, tu hai i peli, tanto d'accordo non è che andate. Che c'è, no, pelato no, che brutto. Pelato niente. No, no. Con qualche capelli. peletto, diciamo. Sì. La maglietta bianca. Non si gira. Sembra un papero, guarda. Come? Un papero sembra, non mi piace. Niente, allora andiamo? Usciamo fuori? Verde, uno vestito in nero. Allora, andiamo ad agio. Uno tipo forse avrà l'età di mio padre, quello con la magliettina nera. Era. Non vecchio. No, vecchio dai. L'altro? Mamma mia, ma è brutto. No, l'altro può L'altro? venirmi fratellino minore, dai. Ne ha visto uno? Vediamo. Aspetta. Se si alza questo calato abbassato con i pantaloni neri, lo vedi? Striscia bianca? Sì. Allora quello nero, quello con i pantaloncini neri con la striscia bianca.
L'hai incontrato Maurizio? Vabbè, usciamo però. Visto, l'abbiamo inquadrato, ora vogliamo solo la conferma da Elisabetta. Allora Elisabetta, ascolta, noi l'abbiamo inquadrato, vogliamo solo la conferma, ok? Allora ora vai tu da sola, Ma lui ha capito qualcosa? non ha capito niente. Allora, Se ci andiamo, no, se ci andiamo tutti e due lo capisce. ok. Perciò io ti consiglierei di andarci tu, Scendo, va bene, guardalo guarda. bene e poi mi dai la conferma, ok? Allora? Forse questo è venditore. Vende le patatine. Vende le patatine? Vabbè, ma dico come ragazzo ti piace? Aspetta, un minuto. È più alto di me, è basso, com'è? Ma che è questo? Sì, questo. Questo Ma è che per fuma? me? Là a Palermo dove c'era quella bimba di Questo che sta fumando? Mm. Lo fermiamo? Sì, però da decidere prima che passa non pigliamo più. Come ti chiami? Niente, sei io. Ma è basso, io lo voglio alto. No, è questa altezza tua. Ma io senza tacchi, coi tacchi io divento una stanga, io lo voglio bello, ho torto. No, andiamo. Voglio un bel ragazzo Va bene, continuiamo la nostra ricerca. alto. Quelli belli sono tutti fidanzati. Quelli sgorbici sono qua, non mi piacciono. Sono brutti, ma uno bello non c'è. Dai. Comunque. Secondo te come finisce questa puntata? Ma non lo so, ora vediamo. Che non troviamo a nessuno. Questa sulla sinistra come ti pare? Aia. Ma tu li distingui i ragazzi dagli uomini maturi? Sono tutti grandi. No, ti prego, vediamo qua. Questo è carino, però avevo una fede che tipo tu la vedevi a distanza. Già la moglie mi ha guardato brutta, mamma mia. Al termine e quindi non abbiamo trovato E nessuno. quindi? Vabbè, allora a questo punto, A questo punto ora vediamo quello che c'è da fare. Di fare il colpo di fulmine con Elisabetta, ma purtroppo è stata un tentativo che purtroppo è risultato negativo. Negativo perché Elisabetta purtroppo non ha trovato il suo tipo ideale. A questo punto Elisabetta che posso dire? A questo punto non abbiamo che fare niente. una scelta, cioè quella di fare il videomessaggio Ok. e cercare tramite televisione insomma di trovare un ragazzo che corrisponda alle tue caratteristiche, giusto? Ok. Va bene, allora dimmi esattamente com'è che dovrebbe essere questo ragazzo
Allora, fisicamente alto, 1,85 m, 1,90 m perché io sono alta, abbastanza alta, senza tacchi 1,70 m. Mi piacerebbe se fosse praticante di arti marziali, mi colpisce molto. E basta, scuro, moro. Comunque, a parte le caratteristiche fisiche, è una persona che mi colpisca. Questo. Va bene, amici telespettatori, avete sentito diciamo la scelta di Elisabetta, la scelta su come dovrebbe essere il ragazzo ideale. Se rispondete a queste caratteristiche, allora fatevi sentire con uno strano muro siciliano chiedendo di Elisabetta e vi metterete in contatto direttamente con Elisabetta. Ok? Ok. Va bene. Ok amici, noi vi salutiamo, io Alberto vi saluto e vi saluta anche Elisabetta, ciao. ciao amici, a dopo.